Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. 11 fermati per detenzione e spaccio di droga e 4 sbarchi nella notte. È quanto accaduto nelle scorse ore nell'isola di Lampedusa. L'indagine fa parte dello sviluppo investigativo del sequestro di circa 25 kg di cocaina avvenuto sull'isola lo scorso 11 luglio, il più grande mai fatto a Lampedusa, ed è stato coordinato dal maggiore Marco La Rovere. Inoltre 4 imbarcazioni cariche di 170 migranti sono state recuperate nelle acque vicino l'isola. Individuato nel reparto di nefrologia di un ospedale di Palermo un cittadino straniero di 26 anni che è stato arrestato dalla polizia. L'uomo era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Germania per tentato omicidio in concorso ed istigazione a delinquere. Inoltre era ricercato in Italia per espiare una pena definitiva di 9 anni per reati di spaccio di stupefacenti, detenzione di armi clandestine, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale. L'8 febbraio scorso si è verificata a Palermo una processione clandestina nonostante il divieto dei funerali imposto dal questore per Fabio Gloria, un boss mafioso morto in cella lo scorso gennaio. La processione è stata interrotta dalle forze dell'ordine che sono state oggetto di intimidazioni e aggressioni da parte dei presenti. 5 agenti sono rimasti feriti durante la colluttazione. Giriamo pagina. L'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò ha promosso un incontro per discutere delle grandi infrastrutture, della rete ferroviaria e della mobilità secondaria e della situazione della società regionale AST, CAS e Interporti. L'obiettivo è raggiungere un livello di efficienza nelle infrastrutture viaria e ferroviaria paragonabile a quella delle altre regioni italiane per diventare più competitivi. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro TG Flash. Grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.